La conferenza sindaci che ho vissuto ultimamente non è una conferenza che ha vissuto le larghe intese o che pensa al territorio, penso anche alla viabilità, a ETRA e tante cose. Credo che il compito di un amministratore, di un sindaco soprattutto, deve guardare il suo comune, ma deve guardarlo anche nell'aspetto globale, nell'aspetto totale dell'intero comprensorio. Ci pensa anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, a dare una tiratina d'orecchie al presidente della conferenza dei sindaci, Riccardo Poletto, sotto attacco nelle ultime settimane da parte di colleghi preoccupati dalla perdita di leadership del territorio bassanese. In particolare a fare specie è la contrapposizione con l'attivismo dell'altra conferenza dei sindaci, sempre pronta a far sentire la propria voce contro i possibili tagli a servizi e primariati nell'ex ULSS Alto Vicentino. So che dall'altra parte i sindaci si stanno trovando spesso, portando avanti delle problematiche, dovremmo fare anche noi in modo più costante, in modo più convinti e coesi, soprattutto per portare avanti non solo un paese, un comune, ma un intero territorio. E Bordignon ha anche la ricetta per cercare di ritrovare quell'unità tra primi cittadini che sembra ormai cosa lontana. Fare un passo indietro tutti quanti, di ritrovarci spesso, soprattutto sulle problematiche dell'ospedale, che l'abbiamo mantenuto qua, è un aspetto molto importante, che i nostri politici l'hanno mantenuto, anche regionali l'hanno mantenuto, bisogna ricordare questo. Ma è anche un aspetto molto importante di quello di lasciare perdere le appartenenze politiche, ma lavorare per la gente, vicino alla gente.